Mafie. Termine usato per indicare una pluralità di organizzazioni caratterizzate da stabilità associativa, sovranità su un territorio, consenso sociale diffuso, accumulazione economica e interazione con la politica, che la differenziano quindi da fenomeni criminali locali. La legge 109 del 96 è la legge per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. È una legge di iniziativa popolare, nata dall'iniziativa dell'Associazione Libera, grazie alla raccolta di più di 1 milione di firme. Erbè, piccolo centro abitato nel Veronese. Ma cosa c'entra Erbè con la legge 109 e la mafia? C'è da ricordare che a Erbè due sono le cose importanti: i campi e i beni confiscati alla mafia. E da questa strada, signori, li vediamo entrambi. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che è. Scoprirai inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi vita così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Siamo arrivati ad Erbè, prima tappa del viaggio attraverso i beni confiscati alla criminalità organizzata situati in Veneto. Dove un tempo c'era la villa di un narcotrafficante, adesso c'è un centro di aggregazione giovanile, utilizzato come luogo di accoglienza per gruppi organizzati e campi di estate liberi. Scesi dalla macchina, conosciamo Lorenzo, uno dei genitori che si occupa della gestione della base scout, Giuseppe, che si è occupato della gestione del bene fin dal principio, Piero e Arianna, due ragazzi scout che fanno parte del gruppo locale. Il primo a cui facciamo qualche domanda è Giuseppe. Innanzitutto ti volevo chiedere cos'è il posto in cui ci troviamo adesso e di chi era prima. Quella che voi vedete in questo momento è la base scout regionale denominata Airone, è gestita da un gruppo scout locale, il gruppo scout Tartaro Tione, e prima dell'arrivo del gruppo scout era un terreno destinato da uno spacciatore di droga per realizzare un ristorante con relativo maneggio. Qui vedete infatti quello che era l'area destinata al ristorante e qui il terreno su cui c'era il maneggio e la stalla dei cavalli che potete vedere là in fondo. E come e da chi vi è stato assegnato? Ecco, ci è stato assegnato dal comune di Erbè, il quale ha ricevuto attraverso un decreto prefettizio questo bene e l'ha inserito nei propri beni indisponibili del patrimonio comunale. Il comune di Erbè doveva utilizzare questo bene per attività sociali, per un riutilizzo sociale, e ha chiesto se il gruppo scout locale che era appena sorto era disponibile a gestire questo bene. E il gruppo scout ha accolto questa sfida e ha accettato questa sfida. E per quanto riguarda i finanziamenti che avete ricevuto, da chi e quanto avete ricevuto? Questa è stata un po' una lunga battaglia che è durata 3 anni, però abbiamo avuto il sostegno, altrimenti non ce l'avremmo fatta da soli, da diversi gruppi, associazioni e società che adesso vi indico. Innanzitutto il progetto, proprio per la sua valenza sociale, è stato sostenuto subito dalla GESCI nazionale, dal settore demanio, dalla GESCI regionale e dalla zona a cui noi facciamo parte, che è la zona di Verona Est. Complessivamente hanno contribuito per un contributo di circa 60.000 euro a grandi linee. Poi abbiamo avuto e ci siamo rivolti principalmente a delle fondazioni locali, la Fondazione Cari Verona, che ha dato un contributo di 100.000 euro, e la Fondazione San Zeno, che ha dato un contributo di 65.000 euro.
Il resto l'abbiamo trovato attraverso l'autofinanziamento del gruppo, 10-15 mila euro, insomma, il gruppo scout locale, e poi siamo stati costretti, visto il costo dell'opera, il preventivo dell'opera, a rivolgerci a Banca Etica, che è una banca che sostiene questi tipi di iniziativa, per accendere un mutuo che ci ha consentito di completare i lavori e di inaugurare l'opera. E chi sostiene la base scout? Ecco, la base scout nasce come base scout, ma il comune ha anche preteso che diventasse un centro di aggregazione giovanile e quindi è aperta a tutte le associazioni del territorio, le quali ben volentieri la sostengono e la utilizzano. Tra queste ricordiamo i gruppi parrocchiali, il gruppo adolescenti della zona, l'associazione Libera Coordinamento di Verona che l'ha inserita all'interno del progetto Estate Liberi promosso e portato avanti da Libera, e da tutti i gruppi scout del Veneto e d'Italia, dove qua vengono a trascorrere dei brevi periodi di formazione capi e di vacanze estive. Continente vivo desaparecido solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora, mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù, un pianto lungo secoli che non ti immagini, è polvere di polvere. Base si fanno alcuni campi regionali sia per i ragazzi sia per i capi. Un esempio abbiamo fatto per quanto riguarda i capi un campo di formazione, il CFT, che sarebbe il campo formazione tirocinanti, quindi i capi in teoria intorno al primo anno, secondo anno della loro attività. E niente, vengono ragazzi più o meno giovani da tutto il Veneto e si condividono varie esperienze e si impara, diciamo, nozioni tecniche da loro, e facciamo campetti di orienteering, di astronomia, lavoriamo sulle mappe, lavoriamo sul territorio, usiamo molto lo spazio anche esterno e lo spazio anche fuori dalla proprietà per, diciamo, col gioco insegnargli alcune nozioni. Abbiamo fatto più di un'uscita, quindi qualche weekend qui, oltre ad incontri particolari come quando è venuto il vescovo l'anno scorso, e quindi abbiamo fatto una giornata in questa base. Quando c'era bisogno di piantare tutti gli alberi e gli arbusti, abbiamo fatto vari pomeriggi qui dove ci siamo dedicati appunto a questo lavoro, e periodicamente, insomma, soprattutto i più grandi vengono ad aiutare appunto nei campi che coinvolgono la regione o comunque campi esterni alle attività nostre. Ora ci sentiamo a casa nostra con questo bel murales. Adesso siamo vicino alla base scout vera e propria. È stata sempre così o c'è stato un periodo? La base Questa- scout sì, che questo vedete attualmente non ha niente a che vedere con quello che c'era prima. La struttura, i ruderi di quello che c'era prima è stato completamente abbattuto, portato via, e la base è stata fatta ex novo, in quanto era diventato ormai un dormitorio di sbandati, sia la struttura che c'era qua, sia la stalla che vedete. La stalla era stata incendiata, per cui era anche pericolante, sono stati abbattuti i muri più pericolosi, il tetto è stato rifatto per poter usufruirne parzialmente anche. È importante anche il messaggio del riuso sociale che fate di questi beni confiscati. Queste proprietà qua erano state costruite, acquistate da uno spacciatore che sfruttava i ragazzi, sfruttava la società, e diciamo che per contrappasso ora queste strutture servono alla società a cui erano state tolte. E di cosa ti occupi in particolare nella base? Cosa fai? La base ha bisogno continuamente di manutenzioni, migliorie, e poi mi occupo del ricevimento dei gruppi che vengono ad alloggiare e a passare
qualche giorno qua. Ci spieghi cosa sono i campi estivi e cosa fate durante i campi estivi? L'anno scorso per la prima volta abbiamo organizzato 3 campi estivi di Libera. Durante questi 3 campi ci sono della durata di una settimana, ci sono stati momenti di lavoro, principalmente alla mattina, e al pomeriggio momenti di formazione. E invece, visto che l'anno scorso è stata la prima esperienza, le difficoltà organizzative incontrate? Allora, non è successo niente di grave, per cui è stato un successo. Sono andati benissimo i gruppi parrocchiali, i gruppi scout, altri gruppi che avevano una loro organizzazione. Quindi collaborate anche con altre associazioni? Noi collaboriamo con tante associazioni locali, da pensionati, scuole, la scuola locale di Agraria ci ha potato tutto il campo. Cosa fa un pensionato in un bene confiscato alla mafia? Beh, lavori ce ne sono sempre. Questa area, ad esempio, che fa parte del bene confiscato ma non è ancora stata ristrutturata del tutto, in quest'area abbiamo ricavato dei magazzini dove abbiamo messo, con l'associazione Amici della Bicicletta, un magazzino con una quarantina di biciclette che servono in questi campi, e se vogliono fare dei piccoli spostamenti possono usufruire di queste biciclette. Le biciclette sono a loro volta state recuperate dai comuni che ce le hanno messe a disposizione, quelli che trovano, che rubano in giro, per cui devono essere sistemate e mantenute comunque. Il tetto di questa struttura è stato sostituito completamente in quanto era stato incendiato anche, e è stato messo un impianto fotovoltaico che ci garantisce l'autonomia, e quello che abbiamo recuperato, che era recuperabile del tetto, abbiamo sistemato quella piccola struttura che la usiamo per magazzino. E alla fine Lorenzo ci parla con nostalgia degli ultimi campi. Voglia di lavorare, voglia di fare, voglia di stare insieme così, minorenni, per cui anche quelli che scappano per comprarsi le sigarette, vabbè, però dove sono? Non ci sono più. C'è anche una responsabilità, insomma. E vabbè, poi ci si trovava qua la mattina, si lavorava, si tagliava la legna perché qua c'era tutto abbandonato, si sono spostati tutti quei pannelli lì a mano, mica. E a mano si state portate 2 camion di carriole qua di ghiaia, tirate tutte quante, fate il cemento sopra, e si stava insieme così. È stato molto bello, no? Mi auguro per loro e sicuramente per noi comunque. È stata un'esperienza formativa anche da parte nostra. Di storia immobile